Cari amici, bentrovati. Come avevamo annunciato nella prima puntata di questa serie di Siciliano Doc, dove parleremo della poesia castellammarese, oggi ci soffermeremo su Camillo Cagliozzo. Sigla. È stato un personaggio singolare e temuto, nato a Castellammare del Golfo il 19 aprile 1838, ribelle contro la gendarmeria e lo Stato. Famoso per la sua autodifesa in tribunale, quando in Trapani il poeta Brigante si difende in ottave siciliane, iniziando a dire «Domini paci e mi fazzu la cruci». Egli si era unito alla feroce banda di Turriciano e narrerà appunto la storia in versi di questo brigante menzionato ancora per le rocambolesche fughe sui tetti di Castellammare nel tentativo di sfuggire ai gendarmi. Dette parti di Turriciano, ricordate in modo leggendario dai cittadini del Golfo, sono attribuiti da sempre al poeta Cagliozzo. Il poemetto inedito tratta la storia infame che affligge il bandito Pasquale Turriciano. Trattasi di 74 ottave, 592 versi in rima alternata che lo stesso poeta aveva dettato nel lungo periodo della sua latitanza e che per motivi ovvi e non ovvi sono rimasti volutamente segreti per lunghissimo tempo. Egli era analfabeta ed i testi orali sono stati trascritti da Rosario Mulè, che al meglio ne rende il caratteristico idioma. Fazzu sti versi uniti e inconsonanti, vorria chi m'accompagna la mementi. Ogni infamia a camora tira avanti, corrono tutti che sono contenti. Peppe lo mulo han busturato a tanti, e non li ordio sti tradimenti. Lo potiamo ammazzare a suburbanti, lo pentere di poi ne serve a niente. Ora si trova sbirri al risoluto e di cognome lo mulo chiamato, colì carabinieri san chiuiuto d'ingia lo macaseno di Pilato. La storia popolare in ottave siciliane si snoda raccontando la vicenda avventurosa e quando il poeta dichiara in versi «l'amo ammazzare», secondo un codice di giustizia personale, rivela tutta la mentalità arrogante e brigantesca che popolò le contrade di questa Sicilia, dove allo Stato e agli sbirri si privilegiava un codice d'onore e di autogiustizia sommaria delittuosa. Dunque un pesante linguaggio dialettale che apparteneva a molte delle contrade castellammaresi. In questo caso, volendo sommariamente considerare il dettato poetico di Camillo Cagliozzo, è proprio lo storico Salvatore Costanza a definirne lo stile. L'autore è in qualche modo al corrente della tradizione popolare dell'ottava, che è la forma pressoché esclusiva della canzuna siciliana. Non sempre, però, è regolare per alternanza di rima e per scansione metrica. Nel caso del Cagliozzo, conclude lo storico trapanese, una tale irregolarità e l'incertezza del rimario che qualche volta si riscontrano sono dovute al carattere di estemporaneità del dettato poetico. Cari amici, si conclude qui questa puntata esterna di Siciliano Doc. Grazie per l'attenzione, a risentirci presto.